Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui, grazie a tutti quelli che sono venuti da tutta la regione. Una patrimoniale per ritornare a garantire la sanità a tutti. Poi lo dirò meglio nel mio intervento, ma stiamo ritornando, e poi cercherò anche di sostenere questa tesi con dei numeri, a un livello di diseguaglianza che è ottocentesco. E non stiamo più riuscendo a garantire dei servizi alle persone. Stiamo di fatto colpendo al cuore il patto costituzionale. Vi dico solo questa cosa: l'anno scorso ci sono stati 79 miliardari che hanno aumentato il loro patrimonio di 55 miliardi. Quindi 79 persone hanno aumentato il loro patrimonio quasi di 1 miliardo a testa. Contemporaneamente non riusciamo più a garantire la sanità al 10% della popolazione e stiamo arrivando a spendere quasi 46 miliardi in sanità privata. Ecco perché io credo che questa diseguaglianza non sia compatibile con il patto costituzionale e ci vuole un nuovo patto sociale. Ecco, per questo motivo adesso io do la parola a Gianluca Schiavon, che è il segretario regionale di Rifondazione Comunista del Veneto, che cercherà di illustrare questa proposta di legge del comitato 1% equo. Allora, intanto grazie all'onorevole gruppo di AVS in Consiglio regionale e grazie al compagno Carlo e alla compagna Elena. Grazie al segretario di Sinistra Italiana, perché è fondamentale presentare una proposta in quello che sovente un po' retoricamente viene chiamato il Parlamento regionale, ma che nei fatti lo è. Carlo giustamente ricordava che c'è un patto costituzionale. Sento quotidianamente parlare della questione della progressività costituzionale del sistema fiscale italiano. E proprio quell'articolo 53 che ci dice che le spese pubbliche ciascuno contribuisce in ragione della capacità contributiva, questo articolo 53 sta subito dopo dell'articolo 52, quello della difesa sacra e inviolabile della patria, e subito prima dell'articolo 54, che è il dovere di essere fedeli alla Repubblica. Questo è il quadro in cui si inserisce il sistema fiscale progressivo italiano. E negli anni, nei decenni, abbiamo visto quotidianamente questo principio costituzionale messo in discussione. Da tasse fisse, flat tax e fiscalità di questa fatta. Noi abbiamo sfidato l'opinione pubblica. Rifondazione non è in Parlamento e quindi abbiamo proposto una LIP, una proposta di legge di iniziativa popolare con un chiaro intento: mettere al centro del dibattito politico delle forze più avanzate di questo Paese, ma anche evidentemente delle forze politiche che fra un anno si confronteranno alle elezioni, in una proposta che noi abbiamo lanciato come fronte democratico e antifascista, ma un fronte democratico antifascista che vuole battere il fascismo nuovo, vecchio, con le stellette e senza stellette, non può partire da un elemento sociale e di classe. Questa proposta non è una proposta teorizzata da Fidel Castro, è una proposta che si rifà, alludeva a questo Carlo, che si rifà a una proposta francese di un economista che si chiama Zuckman, che è allievo del più famoso Piketty, quello che ha scritto Il capitalismo del XXI secolo. Quindi non è una proposta rivoluzionaria, è una proposta che dopo i 2 milioni di euro, ed escludendo la casa prima, anche se è un castello
delle meraviglie, propone una imposta progressiva da l'1% al 3,5% per chi è sopra i 20 milioni. Ovviamente sta in un sistema fiscale già collaudato, in cui c'è evidentemente già l'IMU, e l'IVIE e tutto il sistema fiscale nel suo complesso. Quindi è una proposta semplice. Non ci stupisce, ieri la Ghisleri l'ha detto, che il 48% degli italiani, soprattutto nelle fasce più povere e anche più ricche, siano d'accordo a questa proposta. È una proposta che senza fare i banchetti ha già raggiunto le 50.000 firme, quindi già in teoria è virtualmente alla discussione del Parlamento, dove sappiamo questa maggioranza ne farà carta straccia, ma è una proposta che serve alla discussione e serve anche al confronto con forze politiche numericamente molto più significative della nostra, anche organizzativamente. Noi da oggi, in alcune realtà la cosa è già avanzata, penso a Padova, a Venezia è più indietro, ma abbiamo avuto delle significative lezioni da portare avanti. Creiamo anche i banchetti in mezzo alla gente, pronti a spiegare che non è un attacco al ceto medio, che non è un attacco alla piccola borghesia, è una misura minima. L'aggettivo non è casuale, è una misura minima di redistribuzione. Appunto, sulla scorta non dello statuto del PQS, ma sulla scorta della Costituzione repubblicana. Noi invitiamo quindi tutte e tutti sosteniamo per quello che possiamo anche le proposte degli altri. Ho visto persino proposte persino più radicali. Sosteniamo tutte le proposte degli altri. Crediamo certamente che il sistema fiscale dovrebbe essere uno dei pilastri di una nuova Europa, perché quella che c'è è assolutamente inadeguata ed è un'Europa non solo delle due velocità, ma delle due povertà ormai. E come dire, mandiamo un messaggio anche a gruppi che oggi qui in Consiglio regionale ci sono e che in Europa stanno con la sinistra europea, e mi riferisco evidentemente al 5 Stelle, perché certo la progressività è fondamentale, ma questo sta esattamente nell'orbita delle garanzie costituzionali. Ringrazio ancora tanto davvero il gruppo di AVS e la nostra estate sarà di raccolta firme, la nostra estate sarà nelle feste del nostro partito a sostegno di questi temi, e ci mettiamo a disposizione un po' di tutte le altre forze politiche. Grazie. Sono io che ringrazio a nome ovviamente di Sinistra Italiana, di AVS, gli amici, compagni di Rifondazione, perché, come dire, credo che questo sia un appuntamento importante. Guardate, poche cose. Carlo prima citava alcuni dati che sono dati significativi su quella che è la crescita delle grandi ricchezze. Noi in Italia abbiamo una situazione, lo dice Banca d'Italia, dunque anche qui non lo dice, diciamo, il manifesto o qualche organizzazione di sinistra. Noi abbiamo il 10% della popolazione che ha a disposizione il 60% delle risorse e il 50%, mi verrebbe da dire il 50% più povero, ma è il 50%, metà della popolazione, che vive con il 7% delle risorse. Allora, per arrivare un po' al cuore della questione politica che giustamente veniva posta adesso, diciamo, la questione del
ceto medio è una falsa questione. Allora noi lo dobbiamo dire, io credo, con tutta la forza, con tutta la determinazione e anche, diciamo, con tutta l'amicizia ovviamente ai nostri alleati del campo largo e del centro-sinistra, con cui assieme stiamo costruendo per il futuro un'alternativa vera di governo alle destre. Ma il tema è che con questa polarizzazione delle ricchezze, con questa forbice delle diseguaglianze, con una forbice che si apre sempre di più, senza una politica di redistribuzione e quindi anche di vera progressività fiscale, il ceto medio non solo, diciamo, non deve aver paura di questa misura, non deve aver paura della patrimoniale, ma senza una patrimoniale è a rischio l'esistenza stessa del ceto medio. Allora io credo che noi stiamo ponendo un tema forte, un tema vero, un tema su cui, come dire, dobbiamo tenere aperto un confronto. Noi faremo, anche noi, diciamo, dei banchetti, ne parlavamo prima anche con il nostro segretario provinciale di Vicenza, che è qui presente e che ringrazio. Noi faremo dei banchetti in cui, insieme ad altre proposte di legge su cui raccoglieremo le firme, comprese quelle della CGIL, raccoglieremo anche le firme su questa, perché è una proposta di legge importante. Il dibattito deve essere tenuto aperto. Noi crediamo che un centro-sinistra più largo, diciamo, e che, come dire, sia in grado di esprimersi su questi temi, sia potenzialmente in grado di vincere le elezioni, proprio perché su questo c'è, e lo dicono i sondaggi, diciamo, evidentemente un consenso più largo. Per cui nessun timore, ci deve essere coraggio, e questo coraggio, diciamo, noi lo chiediamo, continueremo a chiederlo, continueremo a porlo alle forze del centro-sinistra. Anche perché, come dire, il sistema è squilibrato per davvero. Noi vediamo come l'IRPEF nel nostro paese, che è una delle principali entrate fiscali, è a carico per l'80% dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Questo, come dire, è un grande tema, così come il tema, lo rilevava, mi sembra, Oxfam, sempre in una pubblicazione recente, anche qui parliamo di Oxfam, cioè non stiamo parlando di cose estremiste, il 5% più elevato della popolazione in Italia ha un'aliquota reale inferiore a quella dei lavoratori dipendenti, inferiore, diciamo, a quella di tutti noi. Allora questo è un grande tema. Se noi pensiamo di voler costruire, ed è quello che stiamo facendo, un'alternativa di governo vera, noi su questo tema dobbiamo avere delle parole d'ordine chiare. Quindi sì, la patrimoniale per ritornare a garantire la sanità e i servizi pubblici a tutti, questo è un tema e su questo noi dobbiamo continuare ad andare avanti. Grazie. Ah no, adesso è acceso. Io ho fatto parte del gruppo, diciamo, che ha elaborato questa proposta di legge, nel senso ovviamente che non sono stato uno degli redattori del testo, perché a questo ci hanno pensato importanti economisti del nostro paese. Faccio alcuni nomi: Brancaccio, Fumagalli, Ardeni, Volpi, più altri insigni giuristi, che hanno, diciamo così, elaborato un testo che fosse, diciamo così, coerente nella sua definizione, insomma, che fosse, si avanzasse una proposta di legge, come dire, organica, fatta bene nella sostanza. Il ragionamento da cui siamo partiti non è stato quello: adesso noi dobbiamo tassare i ricchi perché è giusto così. È un principio che forse vale, ma la ragione fondamentale è che noi abbiamo scelto di confrontarci con i gravi problemi di questo Paese. Parlava prima il consigliere, nonché compagno, Carlo Cunegato, no? Della questione della sanità, di quanti siano gli italiani che ormai non accedono più alla sanità, e questo è un fatto gravissimo perché si nega un diritto costituzionale. Ma potremmo parlare anche di altre questioni, anzi dobbiamo parlare di altre questioni. La questione delle politiche abitative, della casa, una questione che vede in sofferenza settori sempre più larghi della popolazione, compreso il famoso ceto medio, perché nelle città oggi gli affitti, le case costano
veramente un patrimonio, cioè hanno costi sicuramente elevatissimi e sono per molte e molti inaccessibili. Ma potremmo parlare dell'istruzione, potremmo parlare di altri temi. Lo Stato ha bisogno oggi di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per intervenire su questioni fondamentali, e queste risorse noi infatti le leghiamo nella stessa impostazione della legge a interventi specifici. Noi non facciamo una tassa per aumentare genericamente le entrate dello Stato, facciamo una tassa che è finalizzata a interventi concreti su settori che sono in difficoltà nel nostro Paese, che creano realtà che creano diseguaglianze e anche mancate risposte, insomma, no? Alle cittadine e ai cittadini. Questa è l'impostazione di fondo. È molto importante che si dica questo, perché no? Ovviamente lo facciamo in un quadro dove ci sono le disuguaglianze che sono state descritte prima. Si parlava della Banca d'Italia, ma anche recentemente la Caritas, no? ha scritto un rapporto dove è chiaramente, indicata la crescita della povertà nel nostro Paese. Questo Paese, in larghi strati della società, compreso il ceto medio, si sta impoverendo, mentre dall'altra parte, nella parte più alta, nella percentuale di cittadini più alti che posseggono patrimoni, che posseggono ricchezze importanti, e le ragioni le conosciamo tutte, no? Perché la rendita finanziaria, la rendita mobiliare, eccetera, hanno avuto una crescita importante in questi ultimi anni, e sono questa percentuale ridotta della popolazione che si arricchisce mentre tutto il resto si impoverisce. Noi facciamo un discorso di equità. Voglio dire, c'è un tentativo, ma è sempre quello stesso, no? Di attaccare la proposta della patrimoniale. Questo obiettivamente mette in difficoltà alcune aree anche, della cosiddetta sinistra o centrosinistra, chiamiamolo come si vuole, che sono impaurite, insomma, da questa risposta che dà la destra, che dice vogliono tassare la casa. Non è vero, la prima casa non è compresa nelle tasse, e le percentuali di imposta sono, ad esempio, oltre i 2 milioni di patrimonio, proporzionali al superamento di nella parte eccedente che viene, esercitato la prelazione fiscale, il prelievo fiscale. Ecco, la destra fa questa campagna perché cerca di impaurire, il ceto medio, i cittadini italiani che hanno effettivamente nella casa un bene importante, molto spesso l'unico reale patrimonio di cui dispongono. Ma questo non c'entra nulla con la proposta, l'abbiamo studiata bene per evitare proprio questo. Quindi c'è la necessità di fare chiarezza attorno a queste, indicare con molta precisione gli obiettivi che ci diamo, che ci siamo proposti, che sono obiettivi che vanno nell'interesse generale del Paese, perché affrontare il tema della sanità, del diritto all'abitare, dell'istruzione, della tutela del territorio, no? Del patrimonio idrogeologico del Paese, sono temi generali, e noi interveniamo su queste questioni, e poi vogliamo anche che ci sia un po' di giustizia fiscale. Non è possibile che chi spende 150.000 euro per un pieno di gasolio per andare, dalla Costa Smeralda a Portofino, no? Con un grande motoscafo di altura, non possa pagare un po' di più di quello che paga per garantire che ci sia maggiore equità e maggiore giustizia sociale in questo Paese. Ho finito. Grazie a Rifondazione, grazie a Marco per Sinistra Italiana, grazie anche a Carlo che è qui, segretario provinciale. Allora, io riprendo alcuni concetti che avete già sfiorato. E ha ragione Marco,
quando dice che i dati vengono dalla Banca d'Italia, quindi non da un gruppo maoista-leninista. La Banca d'Italia dice: negli ultimi 5 anni in Italia il 91% della ricchezza è finito al 5% più ricco. E allora il concetto è molto semplice ed è già stato definito da Marco. Qua chi sta in alto sta succhiando, risucchiando verso l'alto, non la ricchezza solo dei poveri, ma di un ceto medio che, come giustamente è stato detto, non esiste più. Il 5% più ricco in Italia, dice la Banca d'Italia, ha il 50% di risorse. E se io vi dico questi numeri voi dite, che vuol dire? Proviamo a fare un esempio. Immaginiamo di avere una torta, ecco la slide. Paolo ti fa sulla slide. Questa è la slide. Ho una torta, il 5% vuol dire, no, dividiamo per 20, noi prendiamo una torta, vuol dire che 1 su 20 prende metà della torta e gli altri 20 si dividono l'altra metà. Quindi la Banca d'Italia ci dice questo. Cosa ci dice la Commissione europea? Non proprio un covo di leninisti. La Commissione europea ci dice che il sistema fiscale italiano è fortemente iniquo. Guardate cos'è successo. Quei comunisti della Democrazia Cristiana avevano fatto un IRPEF che andava dal 10 al 72% con 32 scaglioni. Adesso siamo a un IRPEF che va dal 23 al 43 con 3. L'IRES, la tassa sui profitti, era al 50%, adesso è al 40%. Ma la più grande vergogna del nostro Paese è che non c'è più una tassa di successione. È stata abolita da Berlusconi e reintrodotta timidissimissimamente da Prodi al 4% del patrimonio eccedente 1 milione di euro. Ma questa, visto che Zaia ha detto, no, che è un liberale, visto che Forza Italia ha detto che da sempre dice che è liberale, la tassa di successione non è una tassa socialista, è una tassa liberale, vero? Cioè chi è liberale e crede, noi non ci crediamo, all'ideologia del merito, e allora dice che siccome i soldi mi sono caduti in testa, no? Come succede ai figli di Berlusconi, come succede ai figli degli Agnelli, no? Come succede ai figli del Vecchio che hanno dimostrato una grande brillantezza in televisione, allora questi paesi come gli Stati Uniti e UK dicono beh io ti tasso il 40%. Cioè pensateci, se noi avessimo una tassa di successione normale avremmo in Francia 20 miliardi l'anno. Ecco, questa è una vergogna. Io faccio sempre questo esempio. Se noi prendiamo 2 fratelli che hanno una famiglia con 2 milioni di euro, quindi ricevono 1 milione a testa, in Italia pagano 0, in Inghilterra pagherebbero il 40% del patrimonio eccedente 250.000 sterline, cioè circa 250.000 euro a testa. No? Quindi non stiamo parlando dell'Unione Sovietica, ma stiamo parlando di quei paesi lì. Ha ragione Marco, faccio un piccolo appunto, quello studio è non dell'Oxfam ma del Sant'Anna di Pisa e Rovettini, cioè che dice che altro che progressività fiscale, il 5% più ricco in Italia paga meno tasse. Perché? Lo aveva spiegato benissimo Piketty. Piketty diceva no, noi stiamo ritornando alle disuguaglianze dell'Ottocento perché? Perché l'Italia è uno dei peggiori paesi del mondo nel rapporto tra patrimonio nazionale e reddito nazionale. Cioè noi siamo arrivati a 7-8 volte, cioè i patrimoni che sono divisi male no, sono 7-8 volte per semplificare il PIL. Cosa vuol dire? Che se tu hai patrimoni così alti rispetto al reddito, questo significa che hai sempre più redditi da capitale rispetto a redditi da lavoro. Questo che cosa significa? Molto semplicemente, perché chi è più ricco paga meno? Perché ha più redditi da capitale. No? Allora, se io prendo John Elkann, no John Elkann, come si chiama l'altro amico, quello che andava, che aveva brutte compagnie. Prendiamo l'Apo, no? Allora, se l'Apo sta nel divano e riceve i dividendi, gli paga il 26%. Se sempre il simpatico Lapo che sta nel divano ha 200 appartamenti, paga l'addizionale secca il 21%, mentre un lavoratore di un certo paga il 43%. Per questo chi sta davanti, che è più ricco, alla fine paga meno tasse degli altri, perché, e questo sì l'ha detto l'Oxfam in un rapporto di tempo fa, questa diseguaglianza sta creando una società dove si ritorna al peso dell'eredità, e quindi una società dove il passato si divora il presente e si divora il futuro. Perché la diseguaglianza va combattuta? E lo dicevano i padri costituenti, cioè Moro, Fanfani, Dossetti, no? Cioè
la diseguaglianza va combattuta per 3 motivi. Il primo, la diseguaglianza crea un declino economico. Questo non è difficile da capire, no? Semplicemente, lo diceva un economista che si chiama Branko Milanovic, c'è un limite al numero di bottiglie di champagne Dom Pérignon e di abiti di Prada che io mi posso acquistare. Quindi noi viviamo in un paese dove 3.100 persone hanno un patrimonio superiore a 100 milioni di euro. Cioè 3.100 persone, Vagli del Pasubio, Caput Mundi, da dove vengo io, 3.100 persone hanno il 20% del patrimonio di 60 milioni. Bene, se come dicevo prima, no, è molto semplice, io vivo in un paese dove 79 persone hanno 55 miliardi in più in un anno, quei 55 miliardi a queste persone, secondo voi, cambia il loro stile di consumo? Evidentemente no, non potranno compiarsi se hanno già molti miliardi, più champagne e più abiti. Se io quei 55 miliardi li metto invece, no, gli do, facciamo solo un esempio, no, assumo più medici, assumo più infermieri, pago di più infermieri, così magari si riscrivono, pago più OS, questo ovviamente farà aumentare la domanda aggregata, i consumi, e quindi aumenterà la ricchezza e il PIL di tutti, no? C'è uno studio dell'Ocse che lo dice chiaramente, che dice che all'aumentare di 3 punti dell'indice di Gini del 3% diminuisce lo 0,35% del PIL. Facile. Seconda conseguenza negativa della disuguaglianza è che la diseguaglianza uccide la democrazia. E lo ha detto anche questo l'ultimo studio, quindi è una cosa molto che dovrebbe preoccuparci tutti, anche i liberali. Cioè, perché succede questo? Anche qua mi rifaccio uno studio dell'Ocse, vi faccio anche qua vedere la slide. Uno studio dell'Ocse ha elaborato quella che chiama la curva del grande Gatsby. Questa curva del grande Gatsby dimostra che c'è una proporzionalità diretta tra diseguaglianza e immobilità sociale. Più aumenta la diseguaglianza, vi piace la slide? Più aumenta la diseguaglianza, più aumenta l'immobilità sociale. L'Italia sta qua in cima insieme a Stati Uniti e Inghilterra, fra i paesi occidentali, per motivi diversi che adesso non ho il tempo di approfondire. Ma cosa vuol dire questo? Se tu vivi in un paese dove c'è immobilità sociale, e guardate che c'è uno studioso, un economista che si chiama Maurizio Franzini, che dice che in Italia non c'è più solo l'ereditarietà dei redditi, ma dei patrimoni, ma dei redditi. Cioè i figli hanno gli stessi redditi dei padri. Anche per me era così prima di essere prepensionato qui. E quindi questo è drammatico, vero? Perché se la mia vita dipende di più dalla famiglia dove nasco rispetto a quello che riesco a fare, ovviamente sarò preda di un senso di disincanto, di disillusione, e quindi non crederò più neanche che la politica sia uno strumento di cambiamento della mia vita. No? Esattamente quello che succede in Italia, dove avete visto la gente non vota più, ma soprattutto i poveri non votano più. All'ultima europea uno studio dice che il 76% dei poveri non vota più. Infine, e vado verso le conclusioni, quindi prima conseguenza l'economia decade perché non c'è consumo, se concentro ricchezze, seconda conseguenza la democrazia decade, terza conseguenza, questo è stato purtroppo detto molti anni fa prima che succedesse quello che sta succedendo, la Belle Époque, cioè l'epoca che precede l'età delle catastrofi, secondo Hobsbawm, cioè prima guerra mondiale, totalitarismi, seconda guerra mondiale, è stata l'epoca di più grande diseguaglianza che ci sia mai stata nella modernità. Una diseguaglianza verso la quale stiamo tragicamente tornando, e infatti stanno ritornando anche a spirare dei venti di guerra. Concludo dicendo una cosa che dobbiamo spiegare, e ha detto bene Paolo, no, noi spieghiamo che questi soldi sono vincolati a dei servizi. Ma dobbiamo spiegare un'altra cosa. Quando si dice che si tassa, senza considerare la casa, il patrimonio eccedente di 2 milioni, dai 2 milioni ai 5 milioni sono l'1%. Facciamo un esempio per capirci. Se io ho 2,5 bilioni e in Italia che hanno più di 2 milioni sono 400.000 persone, ok? Quindi io tasso 400.000 persone su 60 milioni, quindi tasso lo 0,8, per dare al 99,2 più servizi. Questo è il punto. Ma se io ti tasso che guadagni 2 milioni e mezzo, tu hai 2 milioni e mezzo, vuol dire che ti tasso l'1% di 500.000 euro. No? Però qua è un altro concetto che va ribadito, che secondo me è molto importante, che ho sempre appreso dal maestro Piketty. Allora, lui ha fatto uno studio che dimostra che il rendimento del capitale è proporzionale al capitale.
Cosa vuol dire? Che se io ho 20.000 euro nel conto avrà un rendimento negativo, no? Perché me lo brucia l'inflazione, non interessi. Se io ho 100.000 euro, no? Un po' di botte, un po' chiedo i consigli al cognato, magari alla fine dell'anno farò l'1,5. Ma lui ha proprio fatto degli studi, no? Dimostrando come ad esempio Bill Gates, imprenditore, e la De Concours, che è l'erede dell'Oreal, avessero sempre un aumento del 13%. Oxfam dice che l'anno scorso i miliardari hanno avuto una valorizzazione del capitale del 16%. No? Cioè, più capitale ho, siccome poi mi affido a grandi investitori, più questo capitale finisce per rendermi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io, evidentemente, no, ho 2,5 milioni, mettiamo che questo patrimonio mi rende il 4%, no? Ecco, vuol dire che alla fine dell'anno il 4% di 2,5 milioni, che io ti tasso e ti chiedo 5.000 euro, cioè l'1% di 500.000 euro, questo patrimonio aumenta comunque di 125.000 euro, meno 5 fa 120. Ecco, come dire, non impoveriamo delle persone, no, anzi limitiamo semplicemente che il loro aumento del capitale sia eccessivo per ridare agli altri i servizi. Concludo veramente dicendo appunto che questo è un lavoro difficile perché? Perché siamo di fronte a 30 anni di neoliberismo, di egemonia neoliberista, che hanno fatto pensare alle persone che la tassa fosse una questione eminentemente etica quando è una questione politica. No? Per cui ripartiamo anche dalle metafore, semplicemente una importante è questa, no? Hanno detto per anni Zaia, e poi lascio a Elena parlare della proposta che abbiamo fatto qui in Regione, ma Zaia, Berlusconi, tutti, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani. Dobbiamo dire a tutti che non metteremo le mani nelle tasche degli italiani, ha voluto dire in 30 anni non metteremo le mani nelle tasche degli italiani ricchi. E se voi invece, gente comune, povera, ma anche classe media o più che classe media, siete costretti a pagare migliaia di euro, no, magari all'anno, per andare nella sanità, no, per pagare altre spese per la scuola e via dicendo, ovviamente questa è una tassa occulta. Quindi tassare più chi può, no, e ricostruire un nuovo patto sociale in un momento in cui, ve lo dico, io adesso sto andando a girare molte case di riposo, sono tutte in crisi nera, cioè qua rischiamo che salti il sistema. Nel momento in cui il nostro assessore alla sanità ha detto che a fronte quest'anno di un aumento dell'1,8% avremo un aumento delle spese del 13% e non ci ha spiegato come farà fronte a questa cosa, significa salvare una comunità che, garantendo dei diritti inalienabili, solo così può continuare a definirsi civile. Grazie. Grazie prima di tutto a Carlo per aver organizzato questo momento, grazie a chi è intervenuto prima di me, non ripeterò nome per nome, ma siete persone con cui in questi anni abbiamo condiviso tante delle battaglie che abbiamo fatto in questo Consiglio regionale, quindi grazie di aver sollecitato questo momento e grazie di una proposta importante che, come è stato benissimo detto da Paolo, ha bisogno da qui fino a quando arriveremo al risultato di un lavoro sui contenuti molto importante. E parto da qui. Perché questa proposta di iniziativa popolare viene demonizzata, come è stato ben detto, quando in realtà tocca una piccola parte della società? Perché viene fatto? Io penso ci sia dietro una questione di democrazia e io voglio aggiungere questo punto perché non credo sia stato ancora preso, diciamo, nello specifico. Decidono in pochi in Italia, decidono in pochi sempre di più a livello mondiale, ci sono delle oligarchie, dei poteri finanziari che hanno in mano il potere degli stati e quello che accade è che quando anche noi con i nostri obiettivi politici positivi proviamo a definire delle proposte di legge, poi quelle proposte di legge faticano ad arrivare al risultato perché sono poche persone che detengono non solo appunto la ricchezza ma anche il potere. Allora io spero che questa proposta di legge possa aprire anche una discussione su una questione legata alla nostra democrazia. Allora è questo il punto che voglio portare al centro, oltre alle questioni delle disuguaglianze che sono state già ben dette da chi è intervenuto prima. Questa è una proposta di legge
di iniziativa popolare, che mette di nuovo al centro il fatto che, riuscendo a prendere da chi ha molto, non voglio neanche dire di più, perché quando parliamo di patrimoni sopra i 5 milioni di euro, stiamo parlando, è stato ben detto, di una piccolissima parte della società. Quindi non voglio neanche entrare nei tecnicismi della proposta di legge. Voglio dire che quello che noi stiamo facendo a livello culturale è anche dire che lavoriamo per una democrazia diversa da quella che invece abbiamo di fronte. Basta vedere gli Stati Uniti d'America. E vi dico perché è importante dirlo, perché quando ho avuto l'opportunità di vivere in Canada, e lì le diseguaglianze urbane e territoriali le si vedono ogni giorno, non come gli Stati Uniti, ma si vedono allo stesso modo, io sono arrivata lì in quel contesto quando si parlava di housing crisis, di una bolla speculativa che aveva portato le persone anche in Canada a non trovare più un tetto dove stare. E infatti gli homeless, che invece erano una questione solo degli Stati Uniti, in Canada in quegli anni, e si parla di 7-8 anni fa ormai, stavano aumentando in numero. Perché? Perché lì le diseguaglianze di cui oggi stiamo trattando non solo avevano lasciato ai margini delle persone che erano la classe media, ma il governo, che in quel momento appunto non era di centrosinistra, non aveva voluto fare esattamente quello che proponiamo di fare in questa proposta di legge di iniziativa popolare, cioè dire prendiamo quel poco che serve da chi detiene il potere, e non voglio dire la ricchezza, voglio dire il potere, perché purtroppo sono collegate così tanto le due cose oggi nella nostra società che io credo vada un po' veramente detto, perché altrimenti le persone, gli abitanti, i cittadini faticano a capire perché proponiamo una proposta di legge di questo tipo, ma io credo che noi dobbiamo spiegare bene loro che è legata anche alla loro capacità di scegliere, di essere davvero dei cittadini, perché altrimenti se pochi detengono ricchezza e potere la democrazia non c'è più. E questo è un dato che io voglio riportare in questo breve intervento, perché quello che ho visto in Canada, paese progressista di storia, ma non più oggi, è quello di vedere quanto poi queste cose si connettono. Potere e ricchezza ti porta in qualche modo poi non avere più niente se quelle due cose non le detieni. L'altra questione che vi pongo invece è perché è ancora più importante parlare di questo tema in Consiglio regionale, lo annunciava prima Carlo. Noi siamo stati la forza politica che ha portato in questa legislatura, ma devo dire che è un intervento che noi abbiamo portato da sempre, anche quando altri gruppi non volevano seguire sull'addizionale IRPEF regionale nella legislatura precedente, un emendamento che è sempre lo stesso e che riproponiamo e che abbiamo riproposto in forma collettiva con tutte le minoranze in questa legislatura, l'addizionale IRPEF regionale. Ma andiamo anche qui concretamente sul perché lo facciamo. Se il quintile della popolazione più ricca e quella più povera si stanno dividendo, si chiama processo di polarizzazione. Tra i firmatari del documento ci sono tantissimi colleghi dell'università, alcuni dei quali ci ho anche collaborato e vedrò a breve, questo venerdì ad esempio Fabrizio Barca, non la persona più estremista che io conosca, firmatario della proposta di legge tra i primi firmatari. Ecco, quando noi abbiamo una società che si polarizza così tanto, noi non solo dobbiamo e possiamo chiedere a chi è di più di contribuire con una tassa di scopo, ed è esattamente quello che si sta facendo con questa proposta di legge, ma anche quando parliamo di reddito possiamo fare la stessa cosa. Allora, siamo l'unica regione in Italia, tranne un'altra, che non ha reinserito l'addizionale IRPEF regionale perché è stato Luca Zaia a toglierla ancora nel 2010. Oggi noi non abbiamo dei bilanci che stanno in piedi, cioè stanno in piedi da un punto di vista formale, ma gli investimenti, si parlava prima di sanità, per dare i servizi oggi non ci sono più. La proposta che noi abbiamo posto e che abbiamo condiviso in questa legislatura è che, avendo una minima progressività dei redditi sopra i 50.000 euro, avessimo avuto gli scaglioni diversamente, l'avremmo fatta anche sopra i 75, ma nel momento in cui gli scaglioni sono questi, sopra i 50.000 euro, chiedere la possibilità di un contributo che sia 9 euro al mese, cioè chi ha 55.000 euro di reddito, con l'addizionale IRPEF che proponiamo, ha un impatto di 9 euro al mese per avere 210 milioni da investire in questa regione direttamente ogni anno nei servizi. Immaginate se l'avessimo dal 2010, fate i calcoli, dal 2010 ad oggi noi avremmo 210 milioni moltiplicati per ogni anno. Quello che diciamo e che abbiamo detto in questo Consiglio regionale è esattamente questo: quando una persona, e qui chiudo, deve pagare una retta per l'asilo nido
che è più alta delle altre regioni e la paga uguale chi ha un reddito alto o chi ha un reddito molto basso, c'è dietro una tassa nascosta, perché chi ha quel reddito basso paga la stessa tassa di chi ha il reddito alto. Questa non è equità. Questo è chiedere a chi ha poco di contribuire al pari di chi ha tanto, e noi pensiamo che qui dietro ci sia una questione etica che abbiamo posto veramente da 6 anni a questa parte in questo Consiglio regionale con forza. E chiudo sull'ultimo punto, la casa. Lo citava benissimo Paolo, ma anche le altre persone che sono intervenute. Io penso, ritornando al Canada, e quello che è successo a Treviso ieri in via Pisa lo dimostra in maniera chiara, che se noi leghiamo la questione patrimoniale alla questione della democrazia e ci mettiamo dentro l'accesso ai diritti, perché di questo stiamo parlando, il primo che oggi viene toccato in Italia è il diritto alla casa, perché quella housing crisis che io sentivo nominare in Canada un po' di anni fa sta arrivando qui. Guardate le città, guardate quante persone sono per strada, andate a fare un giro nelle case, nelle cucine popolari delle città o nei servizi a bassa soglia vicino alle stazioni per vedere quante persone oggi non riescono più ad avere un tetto sopra la testa. Allora, o noi mettiamo al centro, e quindi benissimo che nella proposta ci sia un reinvestimento di risorse sul tema della casa, se noi mettiamo al centro questo tema a partire dalla richiesta di un contributo di scopo legato a questo tema, ma anche riportando al centro la questione della democrazia, cioè non può esistere che la finanziarizzazione del mercato della casa, che oggi è quello che abbiamo di fronte, non permetta delle persone che hanno un lavoro, come su via Pisa, che hanno un reddito, stiamo parlando di persone che non erano morose, se quelle persone possono essere buttate fuori solo perché il padrone di quell'appartamento, di quell'immobile, vuole remunerarsi di più e può farlo, noi siamo di fronte veramente a una violazione del diritto alla casa che in qualche modo non ci può lasciare assolutamente in silenzio. Allora, la casa come prima questione che può essere posta al centro delle politiche che noi riusciamo a mettere in campo perché abbiamo una redistribuzione e quindi abbiamo risorse da investire, ma la casa anche come questione democratica. Cioè, se noi non riusciamo a intervenire lì, è ovvio che il tema della democrazia di cui parliamo prima non lo riusciremo a riprendere. Guardate che oggi siamo in un momento di crisi democratica, sia locale che internazionale, quindi questa proposta per me ha un valore ancora più grande di quello che c'è scritto nel testo. Ha il valore di dire alle persone: se hai poco potere e se hai pochi soldi, se sei una persona più povera, noi invece ti aiutiamo ad avere più servizi e ad avere più potere, attraverso semplicemente una proposta di equità. E io penso che questo lo dobbiamo dire chiaramente, perché le persone hanno voglia di ricontare, non solo di avere servizi, ma anche di contare nelle scelte del loro paese. Grazie.